E veniamo a Borsa Milano, bancari in evidenza, Piazza Affari per il secondo giorno consecutivo favoriti ancora una volta da un piccolo ritocco al ribasso dello spread, mentre il FTSE MIB ha registrato una variazione minima al meno 0,11% in linea con gli altri indici europei. Banco BPM a più 3,58% ha proseguito la corsa iniziata lunedì collocandosi al vertice della lista delle performance tra le blue chips, seguita da UBI al più 1,93% e Mediobanca al più 1,56%. In crescita inoltre di Asorin al più 1,83% e Ferragamo al più 1,52% nella prospettiva di un rilancio della società. Prese di profitto invece su STM, meno 1,51% dopo il rialzo della vigilia. Giù anche Azimut, meno 1,28%, TIM, meno 1,23% ed Exor, meno 1,12%. Tenaris infine, meno 1,04%. Sono queste le ultime notizie giunte qui in redazione da Piazza Affari Milano.